E ora, che non cominciamo a fare battute su José stasera, e ora, voglio dire, tanto buonasera a tutti. No, non vai appena a battere mano. Allora, per noi è un piacere essere qua a Festa della Poenta, perché è la prima sagra dove suoniamo che ha un marchio registrato. Forse Valdi non sapevi, ma Festa della Poenta è un marchio registrato. È una roba incredibile. Dopo aver letto sta roba qua, noi altri come Massadores stiamo sentendo bene di registrare Cueo. Quindi adesso ogni volta che userei la parola Cueo, un attimo mi venirà una percentuale perché c'è un marchio registrato dello Massadores. Volevo prima di partire ringraziare lo sponsor della serata che sia Monini, perché mi ha chiesto da fargli ne ho io. E spero che sia arrivato e riesca qua in zona a dedicare la prima canzone a mio fratello che si chiama Filippo e per l'appunto facciamo Bruno. Un settembre caldo così non che era dal 1800 per essere Cueo, Bella idea di José. Intanto ti ho detto Cueo e se sa €1. Ma secondo te che hai capito perché siamo vestiti da José? Poenta José, no! Dai! Poenta José, marchio registrato. Bravo. Vi ricordo che anche Dimitri è un marchio registrato dei Los Massadores. Dimitri, marchio registrato.
Allora per i Los Masadores è un piacere immenso essere qua questa sera in un paese che si chiama Brusaporco. Sì, no, perché loro riga, sia il nome vero che si Brusaporco che il nome della festa che si Castelmigno. Guarda che passare da Brusaporco. Non è parlato. Non si è parlato. Io scherzavo. No. Ma quella di oro, Verso cosa, Verso? No. Sei una bomba. Mi hai messo skate dentro. No, 10 centesimi. No. La solita porcana, vero? Comunque, a parte i scherzi, ragazzi, ora noi ci abbiamo sempre chiesto perché ora siete voi un attimo cavate fuori. Mi capisco che da Brusaporco effettivamente se beo, ma sei un po' duro. Siamo ardi maiale, brucia maiale, ma Castelmigno. Che dato cosa vuol dire Castelmigno? Dove sei il castello? No, Cioè Minio sta per cosa? Per Meneo? Cioè anche Castel d'Euroso a sto punto. No, però ragazzi, soprattutto mi sono preoccupato perché questo ha creato i precedenti, che sono un sacco di paesi qua in zona che chiaramente che ha sentito Brusaporco che cambia nome, ragazzi, che se Porcellengo che ha chiesto di chiamarsi a New York di Piave. Allora mi chiedo di farmi un piacere di evitare di cambiare nome. Boh. Ringraziando Dio, stasera c'è anche una serata freschina. Questo qua con le penne di vera o sacco di immondizia non tiene neanche una santa caldo e noi altri se non ne avemo neanche una santa.